Un invito emozionato, formulato anche a nome del vescovo Alberto Tanasini, a visitare la città di Chiavari, che ha ricevuto la grazia dell'incontro con Giovanni Paolo II nel 1998. Lo ha formulato il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua, nel corso di un breve ed informale incontro con il Papa poco prima dell'udienza generale di questa mattina. Il primo cittadino ha ricordato le radici liguri di Papa Francesco. Tutta la famiglia materna è genovese, la paterna è genovese. Di Capua ha poi ricordato al Papa le ferite dell'alluvione, la profonda devozione mariana di Chiavari e dell'intero territorio e l'avvio della causa di beatificazione di Don Nando. L'invito è stato consegnato anche in via ufficiale direttamente al Papa. Un invito che ho fatto a nome di tutta la comunità chiavarese, anche a nome di Sua Eccellenza Monsignor Tanasini, anche perché è in corso la causa di beatificazione di Don Nando ed è il nostro territorio, un territorio molto bello ma anche fragile. Abbiamo avuto 2 alluvioni a Chiavari e fortunatamente ci siamo risollevati. C'è anche una grossa devozione, Nostra Signora dell'Orto, Nostra Signora di Montallegro, Madonna di Guadalupe. Per cui io ho chiesto a Papa Francesco se viene a visitare anche i luoghi, il villaggio del ragazzo, il centro Benedetto Acquarone creati da Don Nando. L'incontro con Papa Francesco è stato estremamente cordiale. Hanno potuto salutarlo personalmente anche i sindaci di Rapallo, Santa Margherita Ligure e Portofino, l'assessore regionale Ilaria Cavo, il deputato Luca Pastorino, i consiglieri regionali Vittorio Mazza, Claudio Muzio e Gabriele Pisani, Sandro Giacobbe e ovviamente i sacerdoti della diocesi, Don Luca Sardella, Don Alberto Gastaldi, Don Floranza e Don Andrea Buffoli, oltre al seminarista Tommaso Mazza. Don Buffoli ha consegnato al Papa la maglietta della Virtus Entella, sottolineandone i colori gli stessi dell'Argentina. Ed è incredibile come abbia sempre la battuta pronta, ecco, come sia sempre pronto a dire qualcosa di simpatico, anche segno che nonostante la stanchezza del viaggio era molto presente e ci ha ricordato di noi liguri che siamo tipicamente un po', come ha detto, con il braccino corto, tirchi, e quindi ci ha fatto un po' ridere e ha stemperato ancora di più l'ambiente. Da parte del Papa non è mancata la battuta sulla proverbiale parsimonia dei liguri, ma l'incontro è stato anche l'occasione per una sottolineatura che riguarda il valore educativo dello sport. Io ti darò soltanto un consiglio: non perdere la amatorialità dello sport. Lo sport, quando perde la materialità, si sporca. Lascia perdere quel gioco libero, gioioso dello sport. Grazie della vostra testimonianza.